Siamo sulla nave traghetto Iginia, la più antica nave traghetto delle ferrovie in questo momento in linea nel canale di Messina. Stiamo andando da Villa San Giovanni a Messina e accanto a noi abbiamo uno scafo veloce che sta correndo alla nostra sinistra verso il porto di Messina. Questi sono degli scafi a idrogetto, cioè hanno dei motori che spingono l'acqua da sotto lo scafo, hanno i motori sotto lo scafo inseriti dentro una scatola che spinge l'acqua dietro come un motore a reazione, quindi sono abbastanza veloci e ovviamente corrono più veloci di una nave traghetto da 100 e più metri, mentre la nave traghetto è più veloce della zattera. Abbiamo surclassato l'Enodria che è rimasta dietro di noi, adesso gli stiamo dando una lunghezza sullo sfondo. Là vediamo lo stretto, il punto del canale in questo punto si allarga a imbuto, mentre dove ci sono le navi è la distanza più breve. Ecco, adesso l'Enodria si è messa in coda, che la nave traghetto, questa è più veloce, la nave Iginia. Si sentono rombare i motori sotto i nostri piedi, anche le vibrazioni della pedana. Questa è una grande pedana per le macchine, su cui girano le macchine. La nave traghetto è nettamente più veloce delle zattere. Anche la Caronte, le navi dei privati sono rimaste molto indietro. Di fronte a noi Villa San Giovanni e là in fondo non si vede quasi più perché ormai è quasi tramonto. Qui invece di fronte a noi c'è Archi, proprio questo complesso edilizio nuovo sopra la nave traghetto che vedete sullo sfondo, sembra vicino alla costa. Quella zona dove ci sono tutte quelle palazzine è un complesso residenziale satellite di Reggio Calabria, si chiama Archi. In quella zona hanno scoperto un giacimento, un cimitero di balene antiche. Evidentemente la linea di costa era a quell'altezza milioni di anni fa, quindi le balene avevano questo luogo, questo cimitero delle balene, che adesso invece si trova a un'altezza di oltre 100 metri di altezza sul livello del mare, e si può notare anche una linea di costa doppia di Villa San Giovanni che invece in Sicilia non esiste. C'è tutta una linea che individua l'antica quota a cui si trovava il mare quando appunto c'erano le balene.